psicologici che si sono così manifestati nel weekend appena trascorso, quello che ha avuto come protagonisti i simpatici sfasciatori di tutto che hanno animato la May Day Parade. Beh, uno su tutti, il totem di queste giornate, l'uomo più popolare d'Italia, suo malgrado, è Mattia San Germani, uno dei manifestanti che insomma ha fatto diciamo due dichiarazioni molto diverse tra loro, una a caldo davanti alla telecamera di Enrico Fedocci di TGcom, che aveva seguito in diretta tutti gli scontri, finché non si imbatte, terminata la buriana, in questo giovinotto che insomma aveva il cappuccio e lo sguardo determinato, insomma un eroe giovane e bello che difendeva così le ragioni dello sfasciamento di tutto che è avvenuto a Milano. Questo è il primo Mattia San Germani, per chi se lo fosse perso. E c'era un bordello e tipo eravamo in mezzo al corteo, casino, hanno spaccato un po' di robe così. Perché? Perché? Perché è una protesta, nel senso. La protesta, secondo te, non è violenza fine a se stessa questa? In che senso non è violenza fine a se stesso? No, è una protesta, è tipo bordello. Lanciare le molotov alla polizia? No, vabbè, ma è una protesta, ripeto, cioè, giusto. Giusto così? Certo, perché cioè, noi dobbiamo far sentire la nostra voce, secondo me, e se non lo capiscono quelle buone, prima o poi lo capiranno in qualche altro modo, nel senso, cioè i politici e le persone normali, c'è un divario enorme. Non hai avuto paura? E poi loro rubano. Non hai avuto paura? Vabbè, paura un pochino, più che altro è esaltato perché volevo avere anche qualcosa in mano per spaccare qualcosa, quello sì, però è stata una bella esperienza, cioè ci stava. Tu da dove vieni? Da qui di bordello. Tu da dove vieni? In provincia di Milano. Quindi, giusto quello che è successo, la polizia come si è comportata? La polizia, carabinieri? E queste sono le parole a caldo di Mattia San Germani, quando ancora il mondo non sapeva nome e cognome di questo giovanotto che, ripeto, suo malgrado è diventato il totem dell'idiozia della manifestazione, e insomma le sue parole dicono più di qualsiasi interpretazione. Dopodiché, proprio il giorno dopo, a seguito di una dura, penso, contestazione che però ha subito Mattia San Germano nella sua casa, in cui insomma i genitori non erano del tutto orgogliosi di averlo visto su TGcom 24 e così, diciamo, giustificare con queste parole così pregne di significato gli scontri di Milano, ebbene ecco che Mattia San Germano, come in una dissociazione mentale, immediatamente ribalta la versione, e quindi quello che vi sto per far sentire è lo stesso ragazzo il giorno dopo. Sentite un po'. In maniera sbagliata, in una circostanza sbagliata, però io in quel momento sentivo che sembrava che dentro Milano qualcosa stesse cambiando e c'erano fumogeni, fumogeni, tutto, c'era un bordello della miseria a Milano e in quel momento sembrava veramente che stesse succedendo qualcosa, però io di fatto non ho partecipato a nulla, non ho distrutto le macchine di nessuno, non ho fatto nulla. Io in quel momento ho sentito tante emozioni dentro di me e in questo momento vi sto descrivendo queste emozioni. Io dico soltanto che ero un cittadino normale e in quel momento pensavo che i cittadini normali stessero protestando. E mi sono sentito vicino a questa protesta, non sapevo di altri gruppi, non sapevo di macchine incendiate, non sapevo di nulla, vedevo gente che scriveva sui muri, gente che ha distrutto gli allarmi, gente per strada che urlava, un casino incredibile. Insomma, un'altra persona nel giro di 24 ore e nel corso di questa intervista fa notare come comunque l'intervento dei familiari è stato da un certo punto di vista decisivo nel ribaltare quella che è stata la sua versione dei fatti, da incendiario a pompiere in meno di 24 ore. E il povero Mattia San Germano è diventato un po' l'emblema, il totem dell'idiozia. Ci sono stati anche degli episodi veramente da medioevo barbarico postmoderno per chi dovesse frequentare quel luogo malfamato noto come Facebook. Sono arrivati alle minacce di morte, foto della sua casa, pubblicazione del suo numero di casa e quant'altro. Davvero un linciaggio mediatico per questo ragazzotto che è diventato l'emblema della stupidità di quella manifestazione. Ebbene, noi l'abbiamo usato come caso di apertura, ma noi interessa vedere come questa sindrome, che possiamo tranquillamente definire a questo punto la sindrome sangermana, non sia limitata al solo piccolo povero Mattia, di cui peraltro il padre ha
detto al Corriere della Sera, immaginate voi avere un titolo così sul Corriere della Sera che vi riguarda: mio figlio non è un violento, è solo un pirla. Ebbene, probabilmente il padre aveva ragione, Mattia San Germano è un pirla, ma gli avvocati dei No Expo sembrano essere molto molto più arditi nello sfidare il senso del ridicolo. Quello che gli sto per far sentire sono le dichiarazioni del difensore di uno degli arrestati al corteo No Expo, e anche qui io non vi aggiungo nulla, ve la faccio solo sentire, dovete un po' aguzzare le orecchie perché l'audio è un po' disturbato, ma vale la pena davvero sentire la ricostruzione di questo avvocato difensore di uno degli arrestati. Che non c'entra sostanzialmente nulla, che partecipava alla manifestazione con un suo amico in forma pacifica, che vengono contestati di aver lanciato oggetti, però dice di aver trovato un oggetto per strada e di averlo lanciato a terra. Che oggetto? Ma lui riferisce a un bullone, essere come un bullone incuriosito, però dice E dice di averlo tirato? No. No, di averlo rilanciato a terra, assolutamente di non averlo tagliato. Insomma, ha preso un bullone incuriosito e non l'ha però lanciato, l'ha ributtato a terra, perché questo che si fa quando uno è incuriosito durante una scena da guerra civile, ha trovato un bullone e l'ha buttato a terra, non l'ha lanciato, l'ha preso incuriosito, cos'è questo strano aggeggio, e dopodiché l'ha buttato. Insomma, tutti che nascondono la mano, nessuno che in qualche misura ammetta, se c'erano delle buone ragioni, insomma rivendichi le ragioni di quella che è stata una manifestazione che comunque ha lasciato il segno, nel bene e nel male, non solo a Milano ma proprio nell'immaginario, perché era molto che non si vedevano delle scene così nella città di Milano. Per avere qualcuno che pur, io vi metto sull'avviso perché il tono di voce è davvero molto molto fastidioso che vi sto per trasmettere, comunque qualcuno che quantomeno ha rivendicato in maniera esplicita queste ragioni davanti a una telecamera c'è stato, ed è una ragazza dei centri sociali di Bologna, peraltro dello stesso centro sociale che ha fatto l'aggressione alla macchina di Matteo Salvini, quindi diciamo centro sociale alla ribalta ultimamente sulle cronache nazionali, che quantomeno ci permette di indagare quali sono state le ragioni dietro a tutto questo scassamento di cose che ha visto la May Day a Milano. Ve la faccio sentire, si chiama Francesca, vi metto sull'avviso, il tono di voce è abbastanza tipico della sinistra protestataria, quindi mi raccomando non abbiate reazioni così epidermiche, sentite il contenuto. Quale motivo state protestando e siete qui oggi? Siamo qua oggi in piazza per protestare contro il rappresentante di un governo che altro non fa se non varare politiche d'austerity. Abbiamo visto il Jobs Act, abbiamo visto l'apertura dell'Expo che inaugurerà quello che è il lavoro gratuito, quindi un sistema di totale sfruttamento e schiavitù. Sappiamo che ci sono più di 18.000 volontari, che volontari non sono semplicemente lavoratori non retribuiti, perché il lavoro volontario lo fai per delle associazioni, lo fai per un qualcosa di sociale, non di certo per un meccanismo che l'unica cosa che vuole fare è produrre profitto per pochi. Abbiamo visto recentemente tutti i vari scandali usciti, abbiamo visto che i nomi sono sempre gli stessi, risalgono a quelli di Tangentopoli di 20 anni fa, e qua a Bologna vediamo nelle ultime settimane una festa dell'unità che è un deserto, una festa dell'unità in cui la gente non entra e non ci vuole andare perché semplicemente è stanca di sentir parlare i soliti noti. Vediamo una festa dell'unità in cui la gente viene perquisita prima di entrare e totalmente militarizzata perché si ha paura che si possa esprimere dissenso, perché il dissenso secondo questo governo deve essere represso. Siamo qua per dire che siamo in tanti, che siamo i figli di papà, sì, perché siamo tutti figli di papà disoccupati, siamo precari, sono questi i figli di papà di cui parla Renzi, i figli di papà che altro non dicono se non che vogliono alzare la testa e che non vogliono accettare tutto questo. Voi avete manifestato a Milano? Sì, eravamo a Milano il 1° maggio, siamo stati alla May Day. Di quelli che hanno devastato la città cosa ne pensi? Cosa pensiamo di quelli che hanno devastato la città, che hanno espresso un momento di rabbia, che hanno espresso un momento di conflittualità che di certo si sarebbe dato? Non si può pretendere di avere delle azioni che sono quelle che vediamo che ci costringono a una vita di merda tutti i giorni e poi di non vederne espresse le conseguenze. Quello che abbiamo visto a Milano è stato un corteo di 20.000 persone e questo non può mancare. E in un corteo di 20.000 persone c'è stata una parte che ha espresso un dissenso in modi, in pratiche che possiamo dire magari secondo alcuni non condivisibili, ma che possiamo dire di certo È condivisibile. Sì. Tu avresti fatto quello che hanno fatto loro?
Sì, comprendo quello che hanno fatto loro. È totalmente riduttivo dire che siamo figli di papà, siamo figli di papà perché accettiamo di lavorare. Ecco, bisogna renderle quantomeno il merito di non aver cambiato opinione e di avere il coraggio di rivendicare i motivi per cui ha fatto certe cose in piazza. Io, prima di aprirvi i telefoni per sapere cosa ne pensate voi, dopo questo caleidoscopio di dichiarazioni più o meno recalcitranti, vi invito a una piccola riflessione che io vi induco con questo brano, che adesso dovremmo agevolare, e insomma un brano così per ragionare un attimo su quello che è successo, e poi apriamo le linee e sentiamo cosa ne pensate. E quindi un caleidoscopio di voci dalla Mayday. Quelli che prevalgono sono i manifestanti che, dopo aver passato un pomeriggio a mettere ferro e fuoco, banche, macchine, fare scritte sui muri, insomma fare un bordello, per usare parole che il buon Mattia San Germano ha comunque scippato alla mitologia di Diego Abate Antuono e della sua violenza, perché sempre figli degli anni '80 pare che siano anche questi manifestanti. Ebbene, quello che prevale, dicevo, è la dissociazione mentale, ossia persone che hanno fatto tutto questo casino, poi il giorno dopo, o perché hanno avuto una paternale dai genitori, o perché c'è stato un intervento della magistratura e quindi devono difendersi in un processo e quindi danno vita a ricostruzioni caricaturali come quelle che abbiamo sentito dall'avvocato che vi abbiamo trasmesso, ossia quello che dice che il suo assistito ha trovato un bullone per terra, incuriosito l'ha preso in mano e poi l'ha di nuovo lanciato, ma non verso le forze dell'ordine, di nuovo a terra. E questo è quello che è successo, e sapete che i bulloni possono portare a esplosioni imprevedibili, non raccogliete mai dei bulloni. E quindi, dicevo, da una parte c'è la dissociazione mentale, dall'altra parte invece abbiamo sentito quella ragazza del centro sociale di Bologna, dei duri e puri, quelli che hanno inaugurato quella sequela di contestazioni che insomma accompagna Matteo Salvini in tutte le sue tappe, l'ultima ieri a Saronno ad opera degli ex militanti del Telo su un centro sociale per l'appunto di Saronno, che invece diceva no, beh, ma insomma quella violenza è inevitabile e necessaria per contraltare di tutta una serie di cose che non ci vanno bene, che rendono la nostra vita una merda, per usare esattamente le sue parole. Ecco, questo è un po' il mosaico che esce. Non ne escono molto bene i manifestanti pacifici, che certamente si sono ritrovati a essere minoranza e quindi difficilmente potranno invocare quella che è stato un teorema che tante volte abbiamo sentito, ossia di questi black bloc piovuti dallo spazio. In realtà erano parte integrante di quel corteo, ma soprattutto a me interesserebbe capire qual è il percorso mentale che ti porta il giorno prima a sfasciare tutto, il giorno dopo o a chiedere scusa oppure a dire che non sei stato tu e che c'era solo un bullone per terra e l'hai lanciato di nuovo a terra. Sentiamo le vostre opinioni su questa storia. Pronto?
è caduta la prima opinione, Pronto? prendiamo la seconda. Pronto? Pronto? Sono in linea? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Simone da Bergamo. Ciao Simone. Come stai? Bene, tu? Non male, dai. non Speriamo male. stiano bene tutti gli ascoltatori. Abbraccione a chi dai. ci ascolta con la febbre, qualcuno ci sarà. Allora, ascoltami, che il bullone ricada a terra per attrazione Magnetica. gravitazionale è il minimo. Hai ragione. Quindi, tutto sommato, l'avvocato, che è un buon ciarlatore, ha detto la verità, no? Esatto. Poi Come... il problema è la parabola sì. che uno imprime. Poi per l'altro ragazzo è un ragazzotto poverino, cioè cosa vuoi dire? È un giovane, questi hanno la mente talmente vuota che seguono i cattivi maestri, sono lì, si agitano qualche canna e fanno festa. La ragazza del centro sociale condivide una parte della sua critica iniziale e delle ipotesi dalle quali parte. Non condivido dove va a sfociare. Perché se loro vogliono veramente attaccare il sistema e il Pinocchio fiorentino, avrebbero dovuto non andare a rompere le balle a una città mite come Milano, ma andare là davanti al sito Expo e protestare davanti al sito Expo. Perché a Milano distruggere le macchine dei cittadini? Perché poi il problema che si corre sempre in questi frangenti è quello che si arriva su un filo di coltello. Cioè, tu hai presente? Se Sì, tu ti seguo. protesti, se tu protesti in modo da spaventare i cittadini invocano l'esercito, invocano il divieto di manifestare. Il giorno che il popolo sarà costretto a manifestare per delle ragioni valide e questo popolo capra si sveglierà, allora ci saranno le leggi che permetteranno all'esercito di mitragliare il popolo. Sì, Ecco, ho capito, anche per paura. eccesso, ma insomma tu dici manifestando in questo modo hanno in realtà rafforzato i simboli di ciò che avversano più che indebolirli. Grazie mille. Prendiamo un'altra opinione, abbiamo sentito insomma varie voci, io ripeto, alla ragazza riconosco quantomeno la coerenza che le fa dire i motivi per cui ha fatto una cosa e quindi almeno il nesso che è abbastanza importante nel linguaggio occidentale, causa-effetto o ancora di più fatto-scopo, ce l'abbiamo nel suo caso. Negli altri casi invece prevale dissociazioni mentali varie che danno lavoro peraltro a tanti professionisti, così mi auguro, non solo avvocati ma anche bravi psicanalisti che spero stiano fatturando grazie a questi personaggi. Pronto? Sì, salve. Salve, come si chiama? Io sono Donato e chiamo da Milano. Ciao Donato. Ciao. Ascolta, io non ho un ragionamento da fare su queste cose e vorrei invece trasmettere una sensazione che ho avuto, siccome ero fuori Milano e che ho visto tutto attraverso i telegiornali. Allora, io dico una cosa, certamente non si può dire che fanno bene a bruciare le banche o altre cose del genere, questo sarebbe pazzesco, assolutamente non va. Però è vero che esistono multinazionali e che anche le banche non sono proprio degli angioletti innocenti, eccetera, così. Sappiamo chi ha in mano le banche e sappiamo chi sostiene, cosa sostengono le banche, e questo è un mezzo ragionamento. L'altro ragionamento è una sensazione. Io ho guardato tutto attraverso i telegiornali, ho visto queste violenze, eccetera. Vedo l'ipocrisia di questo avvocato che le difende con argomenti ridicoli, ma comunque soprattutto ipocriti. Però aggiungo una cosa. Sapete che mi ha dato diversamente fastidio, no? Il fatto di vedere tutte queste persone buone, brave, che corrono a pulire i muri, eccetera, che fanno la manifestazione la domenica con Pisapia, sembrava che giocassero, ecco. Questo mi dà, sembra che sia tutto uno spettacolo per far divertire la gente. So di dire delle cose un po' strane, ecco. No, affatto, mi sembra di seguirne perfettamente la logica, e se posso integrare l'appuntamento per chi non vuole fare una manifestazione buonista, ma una di quelle manifestazioni che dicono sì, va bene tutto, ma dei responsabili ci sono, l'appuntamento è per questa sera alle ore 18 in Piazza della Scala con i consiglieri, gli amministratori, i militanti della Lega Nord, ma non solo, con tutti quei milanesi, compreso Matteo Salvini, che dicono va bene tutto, però qualcuno questa manifestazione l'ha autorizzata,
qualcuno questi centri sociali comunque li tiene in un palmo di mano perché hanno fatto parte della sua base elettorale, qualcuno qualche responsabilità nella gestione dell'ordine pubblico l'ha avuta, al netto di tutte le belle favole che ci hanno raccontato. Quindi Donato, la tua telefonata assolutamente mi dà la possibilità di lanciare subito questo appello. Per chi ci ascolta da Milano e Interland, l'appuntamento alle ore 18 per una manifestazione che non è buonista, è una manifestazione di quelle che dicono sì, ma la responsabilità è tua. Pronto? Sì, pronto. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Da Milano. Ascolta, in effetti, a quanto pare quello che prevale è proprio la coglioneria di certa gente, giustamente come osservava l'ascoltatore precedente, no, Donato, perché come si fa a non pensare che giusto qualche giorno fa il buon Pisapia stava cercando di legalizzare il leoncavallo, no? E poi te lo ritrovi in piazza a protestare con la medesima gente, no? Che praticamente anzi la medesima gente che frequenta quel centro lì, perché non è che mi vengano a raccontare delle favole che c'era in piazza solamente della gente pacifica. No, questo ormai è un dato assodato, soprattutto, no? Sì, comunque, vabbè. Marco, mi raccomando, tu sei di Milano, devi essere in piazza alle 18. Io ti devo salutare perché stiamo per andare verso la pubblicità. Grazie mille, Marco. Allora, abbiamo sentito un po' di voci, non c'è una verità assoluta, ma come sentite lo spettro delle opinioni è molto più variegato di come mi sarei anche aspettato io, e sono ben contento come sempre di aver sentito la vostra voce. Adesso un po' di pubblicità, il giornale radio, e poi torniamo in diretta con Rebelot fino alle 18:30 e metteremo anche un orecchio su quello che sta succedendo a Roma, dove stanno discutendo una di quelle cose che fanno la differenza tra una buona giornata e una cattiva giornata, tra la vita e la morte di noi comuni cittadini, ossia la legge elettorale. Sì, proprio lei. A tra poco. Ti ho sognato ed eri lì, come un pedalone